Analgesia in travaglio di parto. Questa problematica ruota fondamentalmente attorno ad una singola parola, dolore, il quale è caratterizzato da due aspetti principali. È fisiologico, in quanto rappresenta un meccanismo di difesa dell'organismo, un segnale d'allarme. È soggettivo, in quanto ogni persona vive tale esperienza in misura del tutto personale, relativamente a variabili quali condizioni socio-economiche, aspetti caratteriali, culturali, esperienze pregresse, nonché l'aspetto temporale. Il dolore non più tollerato per intensità e per durata può trasformarsi in patologico, quindi inutile e dannoso sia per la madre che per il bambino. Ecco che il nostro intervento acquisisce un significato non tanto filosofico o estetico, bensì terapeutico, indirizzato a migliorare una condizione clinica potenzialmente pericolosa per madre e nascituro. In effetti l'analgesia peridurale, oltre a ridurre significativamente l'intensità del dolore, migliora la circolazione periferica e placentare attraverso un effetto di vasodilatazione, facilita la dilatazione del collo uterino, permette un risparmio energetico da parte della madre che può rilassarsi e riposarsi durante l'effetto. L'indicazione principale e più frequente al ricorso a questa procedura è la richiesta da parte della stessa paziente, in quanto unica a misurarsi con tale condizione dolorosa, relativamente anche alla tempistica del travaglio. Da sottolineare il fatto che si deve sottostare comunque a due condizioni ostetriche imprescindibili: un travaglio ben avviato, con contrazioni valide e cadenzate, e una minima dilatazione del collo uterino. Un intervento troppo precoce rischierebbe di bloccarne la progressione. La metodica si basa sull'interrompere la via nervosa a livello del passaggio midollare, attraverso il posizionamento di un sottile catetere di materiale plastico attorno alla dura madre, la membrana più esterna che avvolge il midollo spinale. Catetere che rimarrà in sede per tutta la durata del parto, tramite il quale si infonde una soluzione di anestetico a bassa concentrazione allo scopo di risparmiare le fibre motorie ed un oppioide forte a basso dosaggio. L'effetto si manifesta entro 15 minuti per una durata di 2 ore e mezza. L'infusione ovviamente può essere ripetuta in relazione alla progressione del travaglio. Le controindicazioni sono relative alla presenza di eventuali alterazioni anatomiche della colonna vertebrale, congenite, acquisite o chirurgiche da pregressi interventi, che possono rendere difficile o pericoloso l'accesso peridurale. Condizioni poi che si possono associare a difetti della coagulazione, anch'essi di origine congenita o acquisita, quest'ultimi dall'assunzione di farmaci ad azione antiaggregante sulle piastrine, aspirina per esempio, o anticoagulanti, eparina o affini. Altra controindicazione possibile, la presenza di infezioni della pelle o tatuaggi nella sede della puntura. Per quanto riguarda gli effetti collaterali, sono poco frequenti e sfumati, soprattutto in relazione all'utilizzo dell'oppioide, con un parziale assorbimento sistemico e placentare, dà una sensazione di benessere alla madre e il bambino talvolta può addormentarsi come da tracciato. Il tutto in misura reversibile e non pericolosa. Un altro effetto collaterale è talvolta rappresentato da sensazione di prurito all'addome
e o brivido lieve, rispettivamente da oppioide e da vasodilatazione e perdita di calore da anestetico. Complicanze. Premetto che sono molto rare. Per tale motivo continuiamo a proporre tale metodica e non solo in questa circostanza. Puntura accidentale della dura madre, con conseguente perdita di liquido cerebrale, che si manifesta con cefalea della durata di qualche giorno fino a che il foro si chiude spontaneamente. Sanguinamento interno, evento molto serio, ma per fortuna nella nostra esperienza non si è mai verificato. È per questo motivo che vi vengono richiesti esami del sangue specifici al conteggio delle piastrine e della coagulazione. Talvolta può residuare una lieve e temporanea lombalgia in sede di puntura, che comunque è pur sempre un traumatismo. Per finire, nel caso si dovessero verificare le condizioni per il ricorso al taglio cesareo, tale catetere può essere utilizzato per eseguire l'anestesia vera e propria. Per come siamo organizzati noi anestesisti, cerchiamo di garantire la maggior parte delle richieste della sala parto, non potendo comunque permetterci una figura dedicata a tempo pieno. Per dare un'idea dell'entità del problema, ricordo che il ricorso all'analgesia in travaglio è rappresentata da un 30-40% della totalità dei parti. Questa deve essere vissuta come un'opportunità, un aiuto in più che avete a disposizione, comunque non strettamente necessario, per cui è importante per noi il vostro consenso informato e firmato.